Sono stati tutti convocati il prossimo 31 gennaio alle 11 alla riunione della quinta commissione parlamentare all'Assemblea regionale siciliana presieduta da Marcello Greco. Si dovrà spiegare a chiare lettere come la politica siciliana vuole affrontare la problematica relativa al personale degli sportelli multifunzionali e al personale ASU. Finora tutti i gruppi hanno lamentato i ritardi della maggioranza ad affrontare tali spinose vicende. Adesso sarà il tempo di mettere da parte i proclami e affrontare con la faccia la situazione. Oltre all'assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro Gianluca Miccichè, si siederanno al tavolo tutti i presidenti dei gruppi parlamentari e i dirigenti dei settori interessati, che sono stati convocati nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Ci saranno Alice Anselmo, presidente del gruppo parlamentare del PD, Matteo Mangiacavallo, presidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, Mimmo Turano, presidente dell'UDC, Marco Falcone, presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia, Antonio Dasero, rappresentante del parlamentare di NCD, Giuseppe Picciolo, presidente del gruppo parlamentare PDR, Giovanni Di Giacinto, presidente del gruppo parlamentare di PSE, Giovan Battista Coltraro per il gruppo parlamentare Sicilia Democratica, Totò Cordaro per Grande Sud, Giovanni Di Mauro, presidente del gruppo parlamentare dell'MPA, Santi Formica, presidente del gruppo parlamentare Lista Musumeci, Girolamo Fazio, presidente del gruppo parlamentare misto. Alla riunione è stato convocato anche l'assessore regionale ai beni culturali e l'identità siciliana Carlo Vermiglio, Gaetano Pennino, Rosanna Volante, Venerando Loconte. Dalla quinta commissione sono arrivate anche le convocazioni per Rosario Greco, coordinatore di Confintesa, e per Francesco Mallia, Mario Mingrino e Vito Sardo, rappresentante dell'associazione ASU Sicilia. Nei giorni scorsi, dopo che era stato bocciato dalla giunta di governo un disegno di legge presentato dall'assessore Miccichè sulla vicenda, era intervenuta anche l'ANCI Sicilia. Riteniamo assolutamente necessario che il governo regionale intervenga in tempi brevi, mettendo in atto tutte le azioni necessarie affinché si sblocchi una situazione che sta fortemente penalizzando i lavoratori ASU che non hanno ancora percepito il sussidio del mese di dicembre. Lo hanno detto in una nota Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale dell'ANCI Sicilia. È bene ricordare, ha aggiunto Leoluca Orlando, che si tratta di personale che riveste un ruolo importante per il funzionamento degli enti locali. A questi lavoratori, conclude Cannata, vicepresidente vicario dell'Associazione dei Comuni Siciliani, oltre ad anno tocca anche la beffa. Lavorano come dipendenti comunali ma non sono contrattualizzati, non hanno garanzie previdenziali e il sussidio cui hanno diritto, che a stento garantisce a loro la sopravvivenza, arriva pure in ritardo. Bisogna che il governo regionale intervenga al più presto, motivandoli, restituendo la fiducia nelle istituzioni e garantendo il loro futuro.